L'iniziativa parte nel voler dare consapevolezza ai nostri ragazzi che, continuando a bere in maniera smisurata, mettono a repentaglio la loro vita. Quindi sì, questo convegno è veramente importante, questo convegno voluto insieme all'Associazione Nazionale dei Magistrati proprio per cominciare a dare consapevolezza ai nostri giovani, consapevolezza verso i rischi che corrono continuando ad avere questi comportamenti, perché purtroppo il bere in maniera smisurata ha portato anche a situazioni di violenza, a disordini, risse per le strade, risse nei nostri locali, e questo non va più bene. Bisogna educare i nostri giovani a conoscere i propri limiti, a bere in maniera consapevole ma anche e soprattutto di qualità. Quindi è necessario combattere l'abusivismo, è necessario dare sicurezza e dire ai nostri giovani che davanti alla loro vita niente è più importante. Sì, è un'iniziativa che la nostra confederazione di riferimento, la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, sta mettendo in campo nazionale. Noi abbiamo raccolto subito con la nostra presidenza provinciale retta da Gabriella Cucchiara l'invito a poter espletare questo tipo di momento di confronto. L'argomento è un argomento oggi, ahimè, sotto i riflettori. La Malamovida purtroppo ha preso il campo rispetto al divertirsi in maniera sana e in maniera anche responsabile. Bere responsabilmente significa divertirsi, stare assieme, socializzare, ma al contempo non eccedere e quindi godersi i momenti di gioia, di felicità, di condivisione, e che in quel caso invece non te li godi più e soprattutto poi si va verso qualcosa di negativo, perché purtroppo poi l'abuso di alcol genera altri tipi di reazioni. Sappiamo tutti bene quello che è successo recentemente a Palermo, quello che sta succedendo anche in altre località importanti. La formazione, ecco, da questo punto di vista Confcommercio cercherà di capillarmente inviare un messaggio agli studenti ma anche alla nostra categoria per dire: formiamoci tutti, e tutti abbiamo una responsabilità, sappiamola cogliere e sappiamola al meglio divulgare.